passiamo all'azione. Di fronte a me Luigino Bravin, autore di diversi volumi, ha appena pubblicato un'altra opera della quale tra poco ci parlerà. Ma prima di venire al suo nuovo lavoro, chiedo a Luigino di presentarsi brevemente. Sono un insegnante di matematica in pensione, ho insegnato matematica per 40 anni in varie scuole, anche del Vittoriese e del Coneglianese soprattutto. Sono in pensione da 8 anni, ma già da prima di andare in pensione avevo incominciato a scrivere e ho pubblicato finora 6 libri, 6 romanzi, che hanno avuto alcuni, soprattutto 2, hanno avuto un discreto successo, e adesso è venuta l'ora di scrivere qualcos'altro. Era da 4 anni che ero fermo e non scrivevo più. Il libro che è in libreria adesso, edito da Piazza Editore, è un libro strano perché non è né un saggio né una storia né qualcosa che parla solo di storia, ma parla soprattutto di geologia, ma non in forma dettagliata, ma accessibile a tutti. Geologia perché? Perché a pensare che di tutte quante le pietre che il Piave e i ghiacciai del Piave prima di adesso hanno portato lungo il loro corso, con queste pietre sono stati costruiti per centinaia e forse migliaia di anni i manufatti che ci circondano. Di questo libro quindi sono riportate le formazioni rocciose. Si parla delle formazioni rocciose che insistono in tutto il bacino del Piave, compresi chiaramente anche il Cordevole, il Mae, il Boite e tutti quanti i suoi principali effluenti, e poi del tragitto che hanno fatto i ghiacciai, le 4 grandi glaciazioni nell'ultimo milione di anni, ma soprattutto dell'ultima, che ha condizionato la geografia delle nostre zone, a partire dalle colline moreniche di Colle, San Fior, San Martino di Colle, Capella, ma anche quelle della vallata dei laghi di Revine, la cui origine è chiaramente glaciale, la vallata. I laghi di Revine sono un residuo, chiamiamolo così, e il ghiacciaio è arrivato fino alla morena di Gai, è arrivato fino a Gai, e lì la collina di Gai non è altro che la morena lasciata dal ghiacciaio. Ma di tutte quante le costruzioni dobbiamo pensare che sono tutte quante fatte con le rocce del posto, trovate sul posto oppure portate dall'uomo fino, pensiamo al castello di Susegana e a tutte quante le costruzioni relative alle case di Collalto, sono fatte tutte o con le rocce del posto, oppure le rocce conglomeratiche delle colline di Susegana, oppure trasportate a mano con i carri, con i buoi, portate fino a posto dove costruire il castello e anche altro. Il titolo del volume: Pietre, muri, panorami, storia e storia, un viaggio nel bacino del Piave. Quindi il volume ci parla certamente di questi aspetti di carattere geologico, ma come ha già accennato anche a storie di persone, perché dentro questo bacino appunto le pietre in qualche modo rinviano alla vita di comunità intere e di persone. Ecco, se vuole ricordarci qualche storia particolare o qualche caso particolarmente significativo di cui narra nel volume. Ad esempio, mi dilungo per qualche pagina sulle formazioni rocciose che ci sono in Val di Garès, che conosco molto bene, e che è la valle che parte dal paese di Papaluciani e va verso l'altopiano delle Palle di San Martino, e quella valle ha delle caratteristiche geologiche particolari. E io ricordo ad esempio che quando sono stato a fare il rilevamento di tutta quanta la valle e avevo una stanza da una signora lì a Canale d'Agordo, mi fa il nostro vescovo è diventato patriarca di Venezia,
E io gli faccio la battuta, gli ho detto magari chissà che diventa Papa come Papa Giovanni, ma l'ho detto in forma di battuta perché nessuno si sarebbe immaginato che poi Papa Luciani, un Papa nostrano, chiamiamolo così, fosse diventato Papa. E quindi c'è questo aggancio della geologia della Val di Garès e della storia di un uomo che è nato lì, poveretto, poveretto nel senso proprio povero. E io ricordo benissimo di aver visto anche il fratello a quegli anni, e poi la storia di Papa Luciani è diventata quella che è diventata fino al 78 quando è morto. Ma poi altre storie, diciamo, di persone, ma anche di luoghi. Parliamo ad esempio, quando parlo delle Dolomiti di Cortina, la Tofana di Roses è la più imponente, ma lì non ho mancato di parlare del castelletto della Tofana, che è stato fatto saltare dai nostri alpini del settimo alpini fondato a Conegliano a Caserma Marras, e di questi alpini che hanno scavato un foro per portare su 350 quintali di esplosivo, far saltare il castelletto per sloggiare gli austriaci che sparavano sulle nostre linee a sud. Nella realtà, quando il castelletto è saltato, gli austriaci se ne erano già andati, quindi c'è un po' di storia dentro, anche di storie personali. Ad esempio, raccontavo di quando andavo a Funghi, sono stato a Funghi di là del San Boldo, a Sant'Antonio de Tortal, e una mattina presto in un bar, e cercavamo un posto dove andare a finferle, e andiamo dentro al bar a bere il caffè, io e un mio vecchio anziano, più di me certamente, che a un certo punto chiediamo e la barista fa: e hanno detto che Ghenella Inte, l'unico avventore del bar, fa: no, non Ghenella Inte, lei la oltre. E la Inte e la oltre, ho detto a Giovanni, paghiamo il caffè, andiamocene, perché questi qua ci stanno prendendo in giro. Sono piccoli episodi di vita personale legati però al fatto che a Finfele andavo a Pianezze, e quindi c'è la genesi dei prati di Pianezze, che hanno un'origine, una spiegazione geologica. Ci avviamo a concludere, ripetiamo il titolo allora del volume: Pietre, muri, panorami, storie e storie, un viaggio nel bacino del Piave. Luigino Bravin. E ultimo messaggio: perché dunque leggere questo volume? Leggere questo volume perché si impara qualcosa della nostra zona, del nostro Veneto, soprattutto della sinistra Piave, fra Piave e Livenza, su dall'origine del Piave su sul Peralba, e poi si parla di un po' di storia, un po' di geografia, un po' di geologia e un po' di sensazioni particolari che una persona che ama le montagne può avere, per finire col Piave fino a Ponte di Piave, dove io ho vissuto la mia gioventù, e oltre che la mia gioventù, quello che è stato il divertimento e tutto, c'è anche un episodio che mi ha segnato particolarmente, ed è stato l'alluvione del 66. Io ero un adolescente e lo ricordo benissimo, e ogni volta che vedo immagini come quelle della scorsa settimana dell'alluvione delle Marche mi sento spiritualmente partecipe e vicino a queste persone, malgrado io non sia in grado di fare niente per loro, ma mi sento partecipe, perché il mezzo metro di fango in casa, di leda del Piave, l'ho trovato, e quando siamo entrati in casa dopo che l'acqua è rimasta per 3 giorni, c'erano le anguille, le bisatte che viaggiavano sul fango. Ecco, quindi è un libro così, venuto fuori quasi dal nulla. Ringrazio le persone che ci hanno ascoltato, e grazie in modo particolare a Luigino Bravin, e auguri per il suo volume. Grazie.